Chiaro, una gara affrontata col piglio giusto, pressing alto, determinazione. Vi siete forse complicati un po' le cose negli ultimi 20 minuti? Eh sì, purtroppo hai detto bene te, ci siamo complicati dopo che abbiamo subito il gol, ci siamo un attimo spaventati perché comunque affrontavamo una grande squadra, era la seconda in classifica e quindi è normale che ti viene un po' di paura. Però abbiamo giusto poi rischiato ancora una volta, è stato bravo il nostro portiere a salvare il loro gol del pari, quindi bene così. Comunque abbiamo avuto diverse occasioni noi, penso che qualcosina in più l'abbiamo fatta noi. E loro sono una buona squadra e mi dispiace per Nico che è un caro amico, però sono una gran buona squadra e speriamo di andare appunto ai playoff anche noi e poi vediamo quello che succede, succede. Ecco, le ultime gare del campionato, come vedi le prospettive della tua formazione? Adesso abbiamo il vecchio Castagna che non so cosa abbia fatto oggi, se è salvo o meno, e giustamente se la verrà a giocare, giocheremo qua dopo la sosta in casa e poi l'ultima con lo Sciarborasca che ormai penso che sia fuori dai giochi. Però sono due partite toste e dovremo affrontarle come l'abbiamo affrontata oggi, cioè, pensando appunto di giocare fino all'ultimo per raggiungere questi playoff, non possiamo lasciare nulla per strada. Peccato per l'inizio campionato che abbiamo perso diversi punti, poi abbiamo avuto una pausa dopo il Bogliasco, ma ci siamo ripresi alla grande, mi sembra. Perfetto, ti ringrazio. Eh.